Nota stampa dell'Adiconsum, dell'Unione Nazionale Consumatori e di Cittadinanza Attiva in merito alla sanità pubblica sempre più privata. Abbiamo appreso dalla stampa regionale che il governatore Schifani, per fronteggiare l'emergenza relativa alle liste degli ospedali, avrebbe approvato un piano operativo che favorirebbe la collaborazione tra il pubblico e il privato. Il documento predisposto dall'assessorato alla salute delinea una strategia di intervento per smaltire nel più breve tempo possibile le prestazioni in sospeso. Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano complessivamente a 48,5 milioni di euro. È previsto anche il coinvolgimento di strutture specialistiche private convenzionate a supporto del sistema sanitario pubblico per garantire ai siciliani l'inalienabile diritto alla tutela della salute e soprattutto in tempi ragionevoli. Il piano valorizzerebbe la cooperazione tra pubblico e privato per aumentare l'efficienza della rete assistenziale. Ad una più attenta lettura, affermano le 3 associazioni di consumatori, anziché potenziare le strutture pubbliche attraverso l'acquisto di macchinari di ultima generazione, aumentando negli ospedali la dotazione di quanti più medici sia possibile, incentivando a ritornare nella nostra città i medici siciliani che hanno fatto carriera trasferendosi al nord o all'estero, utilizzando i fondi del PNRR per progettare e realizzare gli ospedali di comunità. Di contro si preferisce tale piano come pianificato disegno clientelare, dirotterebbe così alle strutture private proprio quei fondi previsti per gli ospedali già carenti e messi a dura prova dal deficit di carenza di personale. Tutto ciò, per le associazioni di consumatori, è in netto contrasto con il diritto dei cittadini alla cura e alla salute, come previsto dall'articolo 32 della Costituzione. Forse al governatore Schifani sfugge il fatto che tutte le regioni devono garantire ai propri assistiti prestazioni e servizi inclusi nei LEA, livelli essenziali di assistenza. Ad Agrigento, a seguito di conclamate criticità che hanno portato alla ribalta il pronto soccorso San Giovanni di Dio, si è giunti drammaticamente al capolinea. 2 primari hanno accettato l'incarico di dirigere il pronto soccorso e dopo qualche giorno sono andati via. Plasticamente ciò appare come un paradosso: mentre i medici abbandonano per carenze strutturali ed organici il governo, i vertici regionali della sanità, di contro, impertinenti, restano attaccati alle lucrose poltrone senza alcun sussulto di dignità, azzeramento vertigistico, dimissioni, tutto ciò in perfetta linea con il detto siciliano «tantum uno è stato e un morto di cui su chianci». Di fronte a tale desolazione non potevamo che accogliere positivamente l'apprezzabile subitanea disponibilità del dottore Caramanno, primario della cardiologia e di emodinamica del nosocomio agrigentino, ad assumere a interim la dirigenza del pronto soccorso, nonché ai medici della cardiologia che hanno deciso di collaborarlo rinunciando anche alle ferie. Tuttavia, in merito alla dimensione assunta nella città proprio dalla questione salute, data la grave emergenza, passa persino in secondo piano la nomina di Agrigento capitale della cultura. A tal proposito appare assordante il silenzio del sindaco Miccichè, ancorché medico. È sin dalla sua elezione che Agrigento attende come un miracolo che il sindaco, sempre impegnato a presenziare convegni, manifestazioni e spettacoli di vario genere, faccia il sindaco nell'interesse soprattutto delle migliaia di famiglie che versano in situazioni di bisogno. Visto quanto accade, i cittadini si attendono che il sindaco Miccichè, ancorché medico e responsabile della salute pubblica in via del tutto eccezionale, con un semplice atto di responsabilità, dovrebbe egli affiancare in modo volontario il primario dottor Caramanno nell'ardua impresa di soccorrere le centinaia di vite umane, suoi concittadini e non, che in ogni istante si recano per essere curati al pronto soccorso per le urgenze e emergenze. Questo quanto dichiarato dalle 3 associazioni di consumatori, Adiconsum, Unione Nazionale Consumatori e Cittadinanza Attiva.